di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Grazie Signore. Loderò nella valle e sulle montagne, loderò nelle certezze, loderò nei miei dubbi, loderò in minoranza, loderò circondato, perché la mia lode è l'acqua dove il nemico affonda. Finché avrò respiro, avrò un motivo e loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Loderò se ti sento e se non riuscirò. Loderò perché so che al controllo sei tu. La mia lode è un'arma, è più di una canzone. La mia lode è un grido che abbatte Gerico. Finché avrò respiro, avrò un motivo e loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Non resterò in silenzio perché vivente è il mio Salvatore. Loda il Signore, anima mia. Lodo perché sei sovrano, lodo perché regni, la morte hai sconfitto e vinto per me. Perché sei fedele, sei la verità e non c'è nessuno più grande di te. Lodo perché sei sovrano, lodo perché regni, la morte hai sconfitto e vinto per me. Perché sei fedele, sei la verità e non c'è nessuno più grande di te. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima
resterò in silenzio perché vivente è il mio Salvatore. Non resterò in silenzio perché vivente è il mio Salvatore. Loda il Signore, anima mia. 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 Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia. Andiamo in adorazione, adoriamo il Signore. Gloria a Gesù. Alleluia a te, Signore. Oh, Signore, la tua benignità dura in eterno. Siamo qui per lodarti, Signore. Alleluia. Quante domande dentro di me, cercavo risposte senza un perché, della tua compassione dubitavo io. Potevo sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo, il mio Dio dov'è? Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene e che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Il meglio sei per me, la mia fiducia io ripongo in te. Sentivo mancare le forze in me, con l'anima mia gridavo a te ed il tuo intervento imploravo io. Restavo in silenzio davanti a te e la tua risposta aspettavo in me. Che bello sentire la tua voce, oh Dio. Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene e che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Il meglio sei per me, la mia fiducia io ripongo in te. E che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte
Signore, questa mattina vogliamo riconoscere che è un dono che tu ci stai dando di essere qui insieme. Non vogliamo dare nulla per scontato, Signore, perché solo che ci siamo alzati questa mattina e siamo potuti essere qui è un miracolo. È un miracolo, Signore. E vogliamo approfittare di ogni minuto che tu ci doni per ringraziarti, per benedirti. Anima mia, benedici l'Eterno. Signore, che questa mattina ognuno di noi possa realmente sperimentarti in maniera profonda nel nostro cuore, sempre di più. Padre, ti chiedo di benedire in qualunque luogo, in qualunque posto questa mattina. I tuoi figli sono radunati nel tuo nome. Le comunità che sono intorno a noi, Signore, che stamattina viene predicata la tua parola, che siano guidati dal tuo Santo Spirito, che ci siano guarigione e liberazione, come lo sarà in mezzo a noi questa mattina, Signore. Per coloro che ci stanno ascoltando, che ci stanno seguendo, Signore, intervieni in quelle case, in quelle famiglie, fa che possano, Signore, veramente sentire la tua presenza intorno a loro e soprattutto nel loro cuore, Signore. Benedici questo culto, tutto quello che faremo, tutto quello che diremo sia guidato dal tuo Santo Spirito. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia. Grazie, Spirito Santo. Alleluia. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio
Alleluia. Quanti hanno Dio come Padre? E allora perché hai timore? Allora perché hai paura? Alleluia. Non ascoltare la voce del nemico. Egli è una mosca. Confida in Lui con tutto il tuo cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Alleluia. Quindi come vi diceva questa mattina, questa notte all'1:30 io sono tornato a casa, però ho detto domani devo predicare. Perché ieri Arianna mi manda un messaggio e dice: pastore, chi predica domenica? Io. Però ho detto: guarda, io intanto adesso ho la testa a quello che predicherò questa sera. Poi per quello che predicherò domenica, Dio provvederà. E infatti il culto, come abbiamo scritto? Vieni, com'era la locandina? Vieni, adoriamo. Perché quando andiamo alla presenza del Signore andiamo per... Poi il resto lo fa il Signore. Siete d'accordo o no? Era quello che ho predicato un po' ieri quando ho iniziato. Perché siamo qui? Chi è venuto qui ad adorare il Signore? Stavamo parlando intorno a 600-700 persone ieri sera. Possiamo fare il nostro rito religioso, venire in chiesa, ma noi veniamo per adorare, veniamo per incontrarci con il Signore. E Dio provvederà per parlare ai nostri cuori. Poi è vero che comunque la parola di Dio dice: chi ha orecchio ode ciò che lo Spirito dice alle chiese, ma più delle volte noi non poniamo mente. Ma non voglio predicare quello che ho predicato ieri. Voglio invece con l'aiuto del Signore, voglio parlarvi Giovanni capitolo 11. Dovrò leggere 45 versetti. Passo molto noto. Il capitolo 11 di Giovanni è uno dei 7 miracoli che Giovanni l'Evangelista mette in narrazione. Lui mette 7 miracoli di Gesù. La scrittura dice che Gesù prese a fare e a insegnare. Quanti sanno che c'è una differenza tra mostrare e dimostrare? Io posso mostrare qualcosa, ma non sto dimostrando qualcosa. Siete d'accordo? Io posso mostrare qualcosa, ma non sto dimostrando qualcosa. E invece il Signore ci ha chiamato a dimostrare. Gesù prese prima a fare, difatti in Atti degli Apostoli, il capitolo 1, il versetto lo leggo io, non vi preoccupate. Nel mio primo libro di Teofilo, dice Luca, sta scrivendo negli Atti degli Apostoli, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare, a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelto. Gesù prese prima a fare e poi a insegnare. Più delle volte ci sono quelli che insegnano ma non fanno. Sono bravi a parlare, sono bravi nella conoscenza della parola di Dio, sono bravi a farti degli studi biblici, sono bravi, preparati, ma la loro vita non testimonia del Signore. Vlad ha perso la Bibbia, ma la Bibbia dobbiamo essere noi. Noi siamo la lettera, dice Paolo, noi siamo la lettera di Cristo al mondo. Quando parla di lettere sta parlando che noi siamo la parola di Dio. Se qualcuno non potrà mai leggere la Bibbia, tu hai la fortuna, la gioia di ringraziare il Signore perché Dio ti ha scelto perché possono leggere in te la presenza del Signore. Wow, non è un onore? Wow. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania nel villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. E Gesù, udito ciò, disse: questa malattia
non è per morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Ora Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbi, proprio adesso i giudei cercano di lapidarti e tu vuoi tornare là? Gesù rispose: non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, che vede la luce, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Così parlò e poi disse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se egli dorme sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensavano che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E poi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate, ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didomo, disse ai discepoli: andiamo anche noi per morire con lui? Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Ora Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei andarono da Marta e Maria per consolarli del loro fratello. Ma Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tu, quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella resurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Alleluia. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo? Ella rispose: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire in questo mondo. Lui fa la stessa affermazione che fece Pietro. La stessa affermazione. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il Maestro ti chiama, è qui e ti chiama. Ed ella udito questo si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano a casa con lei e l'ascoltavano, vedendo che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e lo ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quando Gesù le vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito. Vorrei che vi ricordiate di questo. Fremette nello spirito. Fu contristato nello spirito. Il termine più giusto. Si turbò e disse: dove lo avete deposto? Ed egli disse: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi ai ciechi far sì che questo non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, che era quella che gli aveva detto: io so che tutto quello che tu chiederai al Signore in questo momento Lui te lo darà. Proprio lei era, no? Signore, egli puzza già, perché siamo al 4° giorno. Gesù le disse: non te io ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio? Quanti credono questa mattina per vedere la gloria di Dio? Io non so quale sia il tuo problema, non so che problema tu stai vivendo, ma se tu credi questa mattina tu vedrai la gloria di Dio, perché Dio non è cambiato, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il credere
Il credere fa la differenza. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzato gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Che preghiera meravigliosa! Era tutt'uno con il Padre. Padre, ti ringrazio. Non disse: Padre, ti prego, dica a Lazzaro che viene fuori. Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Il Signore ci ha detto che quando noi preghiamo dobbiamo pregare con rendimento di grazia. Dobbiamo dire: Signore, grazie soprattutto che mi hai ascoltato. Sapete quante domande sono in giro che chi le deve ricevere o l'ha ricevute deve ancora leggerle? Persone importanti, persone che sono a un certo livello, hanno sopra la loro scrivanie domande, devono ancora leggerle. Una volta mia moglie mi disse: ci sono più di 150 email che devo aprire ancora, sono in ritardo. Lavora per questa azienda e sono tutte persone che lavorano all'estero per l'azienda e lei deve leggere quello che hanno detto perché lei ha l'ufficio produzione, quindi sono quelli che producono all'estero e magari dice: non posso andare avanti con la produzione e deve dire il perché, quindi quelli lei mi ha letto perché se ci sono problemi dovrà sapere se ritardano le consegne. 150, non ho avuto ancora tempo. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda affinché credano che tu mi hai mandato. Gesù sta dicendo: non ho bisogno io che tu, Signore, mi rispondi. Io lo sto dicendo perché quelli che sono intorno a me stanno ascoltando e realizzano e credono che abbiamo un rapporto io e te meraviglioso. Le persone che sono intorno a te sentono quello che tu dici. Ho un problema, sto passando questo momento difficile, sto vivendo in questa situazione. A volte ci lamentiamo più di quello che dovremmo lamentarci senza dire: ma il mio Dio è un Dio grande. Io credo nel Signore. Sto vivendo questa situazione, sì, ma io so in chi ho creduto. Le persone hanno bisogno di sapere, hanno bisogno di vedere se sei appoggiato sul fondamento, su Gesù Cristo il Signore, che è l'unico che può risolvere, che ci tiene in piedi, che ci sostiene. Amen. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori! Gloria a Dio! Io avrei voluto essere lì, voi no? Vi immaginate questa mummia? Ve la immaginate? Perché era tutti gli occhi a vedere dentro a sto sepolcro, hanno tolto la pietra. Lazzaro, vieni fuori, gloria a Dio! E questa mummia che esce fuori, io me la immagino così, non lo so. O l'avevano, non lo so. E qualcuno ha detto: meno male che ha chiamato Lazzaro, se no sarebbero usciti tutti morti da là dentro. Io sono la resurrezione e la vita. Gloria a Dio. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Gloria a Dio. Io penso che molti scapparono. Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e che avevano visto ciò che egli aveva fatto credettero in lui. Gesù lo aveva detto perché stava tardando. Gesù l'aveva detto. Io questa mattina quello che voglio che tu ti ricordi in modo particolare, che se c'è un ritardo perché c'è un piano di Dio nella tua vita. C'è un piano di Dio nella tua vita, che Dio sta lavorando. Lascialo lavorare. Perché, guardate, è qualcosa di incredibile. Innanzitutto noi leggiamo che Gesù amava Marta, Maria e suo fratello Lazzaro. Devi sapere che Dio ti ama. Questa è la cosa principale che tu devi sapere. Quando stai vivendo un momento difficile, devi avere la certezza che sei amato da Dio. E quindi se Dio mi ama, non mi lascia solo. Quanti sono genitori qui? Ok? Quanti hanno dei figli un po' birichino, per non dire qualcosa di più? Lo ami lo stesso o no?
Nino fa con la testa così. Secondo me a casa avrai dei problemi con Carmela. Li amiamo. Quando più il Padre vostro celeste sa darvi le buone cose, dice, noi li amiamo perché sono figli nostri. Qui la scrittura non è per caso che dice che Gesù li amava. Ora la cosa strana è, che è molto strana, almeno per me è strana, se tu vieni a sapere che una persona che tu ami, che tu vuoi bene, perché Gesù era sempre a casa con loro, andava a mangiare a casa loro, stava con loro. Se tu vieni a sapere una persona che ami sta male, ti trattieni 2 giorni ancora di più. Perché si trattiene, cioè lo viene a sapere, non è una cosa, guardate, che è importante, perché è scritto che lo venne a sapere e si trattenò 2 giorni. Ma perché ci dice questo? Se io lo vengo a sapere, corro, parto e vengo lì. Siete d'accordo o no? Se amo quella persona, è strano. Come lo ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Gesù, sei strano. Siamo noi strani. Perché Gesù conosceva le condizioni esatte, in che punto si trovava Lazzaro. È quello che non dobbiamo mai dimenticare, che gli occhi del Signore sono su di noi e che Egli conosce perfettamente l'attimo, non dico il minuto, l'attimo di cui noi stiamo vivendo, di quello che stiamo dicendo, di quello che stiamo pensando. Dio conosce perfettamente le tue lacrime. Dio conosce perfettamente, perché dice: niuna delle vostre lacrime sarà persa, verranno raccolti in un otro. Il Signore conosce perfettamente. Fratelli, questo ci dovrebbe fare saltare sulle sedie questa mattina, perché non sono abbandonato, perché non sono solo, perché il Signore è colui che si prende cura di me e conosce ogni cosa. Ci sono dei detti che a volte noi li facciamo lavorare nella nostra aiutati che Dio ti aiuta. Ci sono dei momenti che tu non ti puoi aiutare. Ci sono momenti che solo Lui deve intervenire e può intervenire. Siete d'accordo oppure no? Alleluia! Gesù conosceva perfettamente. Difatti che cosa dice? Dopo un po' che passano questi giorni, Lazzaro dorme e loro dicono: Signore, ma se dorme allora qual è il problema? In poche parole. E lui dovette dire, perché per Gesù la morte è un sonno. Lo volete capire? Sì, ve lo dico adesso, Lazzaro è morto. E secondo loro non c'era più niente da fare. Ma Gesù gli dice: è per la vostra... Io ringrazio, dice lui, io ringrazio il Signore perché è per voi questo, perché capirete. Tutto quello che noi passiamo, abbiamo letto, poiché ho compreso che in tutto quello che accade fa parte del tuo piano. Lo abbiamo cantato questa mattina. Ho compreso che quello che io attraverso c'è un piano di Dio, ma l'ho compreso dopo. Ma quando lo stiamo vivendo facciamo fatica a comprenderlo. Siete d'accordo o no? Con me? Lazzaro è morto. Ora, il verso 35 è il verso più piccolo della Bibbia. Gesù pianse. È il verso più piccolo nella scrittura, nella Bibbia. Gesù pianse. Per 3 volte. 3 solo sono le occasioni nelle quali nei Vangeli ci dicono che Gesù pianse. 3 volte. Egli piange alla vista di Gerusalemme. Era sopra il monte di Gerusalemme ed egli disse: oh Gerusalemme, Gerusalemme. Guardate, Luca capitolo 19 dal 41 al 44. E come egli si avvicinò e vide la città e pianse su di essa, dicendo: oh, se tu proprio tu avessi conosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace,
ma ora esse sono nascoste agli occhi tuoi, poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti accerchieranno e ti assedieranno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Gesù piange. Perché piange? Perché non hanno riconosciuto il tempo della visitazione di Gesù. Vi ricordate che vi ho detto, tenete bene in mente, Gesù fremette nello spirito. Più volte io ho sentito delle predicazioni su questo argomento dicendo che Gesù piangeva perché Gesù ha pianto perché gli ha fatto male quello che ha visto Maria piangere, cioè quello, secondo il mio punto di vista, invece, lui piangeva perché Marta e Maria non avevano ancora compreso che lui era la resurrezione e la vita. E Gesù glielo pone questa domanda. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi tu questo? Io so che tu, Signore, Gesù piange nel giardino del Getsemani. E in questa occasione, 3 volte, in questa occasione Gesù sta piangendo perché vede l'incredulità e sente presente, perché loro pensavano che Gesù poteva operare se fosse stato prima. Se tu fossi stato qui, perché adesso non c'è più niente da fare. A volte noi mettiamo una croce sopra quando vediamo che qualcosa, secondo il nostro punto di vista, è morta. Non c'è più niente da fare. Signore, se non hai operato fino adesso, perché noi diamo anche dei tempi al Signore. Diamo un tempo al Signore, ma quanti sanno che il Signore vive fuori dal tempo? Domandatelo a Abramo, a Sara, quando andiamo in cielo glielo domandiamo. Quanti anni aveva Abramo quando ha avuto Isacco? E sua moglie? Avevano un po' di anni, no? Io già adesso a 65 anni mi sento che le gambe non mi tengono. Ma grazie a Dio che stanno aumentando l'età. Prima si moriva a quest'età, no? Vedevamo qualcuno a 65 anni, vabbè, era vecchio. Adesso è giovane, era giovane, e gloria a Dio che mi dicono che sono giovane. Alleluia. L'incredulità è quello che blocca la tua fede, l'incredulità è quello che blocca la mano di Dio, l'incredulità è quello che non ti fa andare avanti, è quello che non ti fa credere. E Gesù dice in quella tomba che era l'incredulità, sapete qual era l'incredulità? La pietra. Togliete la pietra, togliete l'incredulità. Ma malgrado avevano tolto la pietra, Marta gli va vicina e dice: Signore, puzza, sono 4 giorni. Togliete via la pietra. Chissà quante volte mi sono domandato questa mattina, erano le 4:30, 5. Sono arrivato all'1:30, poi a letto, poi mi sono risvegliato. Le 4:30 questa mattina leggevo il passo e stavo dicendo: Signore, perdonami, perché chissà quante volte io ti ho fatto piangere. Chissà quante volte io ho fatto piangere Gesù per la mia incredulità. Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Che affermazione forte!
Signore, io credo che tu sei il Cristo, glielo sta anche dicendo. Signore, io credo, e quante volte io ho detto al Signore, Signore, io credo che tu puoi farlo, però davanti a certe evidenze, davanti a certe realtà, quanto piccolo facciamo il Signore. Quanto piccolo facciamo il Signore, perché perdonatemi se ve lo dico questa mattina, noi conosciamo molto poco la gloria di Dio. Abbiamo sperimentato poco e niente della gloria di Dio. Siamo stati soffiati dello Spirito Santo nella nostra vita. Ma quando il Signore viene e ti sconvolge la tua vita, perché è qualcosa di sovrannaturale, perché Gesù si trattiene ancora 2 giorni, perché vuole far vedere qualcosa che non era possibile dopo 4 giorni, perché si pensava fino al 3° giorno che potevano anche svegliarsi da quella condizione. Gesù aspetta 4 giorni. Perché quando Gesù fa qualcosa, quando lo Spirito Santo sta facendo qualcosa, quando il Signore sta facendo qualcosa nella tua vita, lo sta facendo bene. C'è un tempo. Lui sta operando. Non metterci una croce sopra. Non far morire. Non far morire quello che il Signore deve ancora operare. A me piace molto questo. Pensate che, io ho riflettuto questo, pensate voi che non si sapeva dove era il sepolcro? Sì o no? Se io vengo a Marostica, abito a Marostica, so dove è il cimitero di Marostica. Io quando sono andato ad abitare a Nova, la prima cosa che ho fatto è andare a vedere il cimitero di Nova, perché prima o dopo vengo qua. E mi sono andato a vedere tutti quelli che sono lì, tutte le tombe, mi sono presentato, piacere, sono il pastore. Non so quanto, ma mi vedrete qua, vi farò compagnia. Pensate o no di sapere dove era? Ma perché Gesù gli dice dove lo avete posto? E questa mattina lo Spirito Santo dice al tuo cuore e al mio cuore dove lo hai messo. In che posto lo hai messa questa situazione? Dove lo hai posto? Dov'è? Perché noi ci mettiamo una pietra sopra. Mi state seguendo? Sì. Noi ci mettiamo una pietra sopra. Oramai quella situazione è morta. In settimana il Signore mi ha dato un sogno. Non posso dirvi il sogno. Ma mi ha dato un sogno molto... Mi sono svegliato e gliel'ho raccontato a mia moglie e anche a Deborah. E Deborah ha detto, papà, anche io ho fatto questo sogno. Io mi auguro con tutto il cuore che questo sogno che il Signore mi ha dato si realizzi, perché era bellissimo. Anche se era un po'... però era bello, perché quando Dio fa le cose, le fa in maniera straordinaria, speciale. E noi dobbiamo essere preparati per questo. Preparati. Cioè dobbiamo avere un cuore sensibile per ciò che Dio fa e lo Spirito Santo fa, perché altrimenti possiamo essere come il fratello del figlio prodigo. Al posto di gioire che suo fratello era tornato, perché poi cosa gli dice il padre al suo figlio? Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, ma lui era meglio che moriva. No. A volte noi diciamo, mi chiamate Signore, Signore, ma non credete in me. Non credete in me. Questa mattina io desidererei con tutto il mio cuore che questo pensiero che il Signore ha messo nel mio cuore possa averti in qualche modo fortificato la tua fede. Che tu possa tirar fuori quel Lazzaro dalla tomba, che tu possa sciogliere quel Lazzaro, perché il Signore dice, una volta che è fuori, scioglietelo, scioglietelo. A me piace molto quando il Signore ci dà da fare qualcosa a noi.
Vi ricordate quando manda a prendere le asine? Dice andate lì e scioglietele. Dovevano farlo loro. Secondo voi il Signore aveva questa potenza di far venire gli asini da solo da Lui? Scioglierli? No, ha detto ai discepoli andate e fate. Stamattina solo lo Spirito Santo può compiere questa azione nella tua vita. Io ho predicato, ma lo Spirito Santo adesso dovrà lavorare nella tua vita, ma non solo qui. Come ha detto il fratello Gennaro ieri, la predicazione che il Signore mi ha dato, ha detto io questa notte credo di pensarla tutta la notte. Ha detto così Nonino, tutta la notte la penserò sta predicazione. Ha detto perché è stata per me, non solo per me, è stata per me. E io ringrazio il Signore perché sapevo che dovevo essere lì e sapevo ciò che Dio mi ha dato. E spero che questa mattina, con tutto il mio cuore, questo messaggio possa lavorare nel tuo cuore perché tu solo sai dove lo hai posto. Tu solo sai dove l'hai messo. A volte vediamo qualcosa che non c'è più niente da fare. Lo dichiariamo pure. Dichiariamo guarigione e liberazione nel nome di Gesù. Mio padre non si è mai stancato di pregare per i figli. Non l'ha vista alcuni di loro quando lui era in vita, che sono con il Signore. Li vedrà un giorno in cielo. Ma ci ha creduto. Fino alla fine ci ha creduto. Una delle promesse che c'era da mio padre, le pane di vita, una di queste promesse che dietro era scritto, perché in quella promessa c'era scritto credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. E dietro io, quando papà non c'era più, è andato col Signore, ognuno si è portato a casa qualcosa, io sono riuscito a prendermi queste promesse e dietro c'era scritto la data e c'era scritto Signore, per mio figlio Pasquale è venuto al Signore dopo la morte di papà. Signore, per mia figlia Rita è venuta al Signore dopo la morte di papà e mamma. Lo chiamiamo Signore, vero? Ma a volte chiudiamo, pensiamo che non c'è più niente da fare. Dio ha i suoi tempi. Il Signore ha i suoi tempi. Adesso c'è un altro mio fratello, spero che mi stia sentendo, si chiama Ciro, ne ha combinate di tutti i colori. Non è una pecora nera, è di più. Tutti i colori. Tutti i giochi su questa faccia della terra li ha fatti lui. Addirittura lui, perché è il vizio del gioco, ha giocato tutto. È andato a prendere soldi da dove non li doveva prendere, li ha presi, ha rischiato la vita. Cioè, una situazione terribile. L'altra domenica mi ha chiamato il pastore di Napoli, che ha 800 membri. Gianni, sai chi c'era in chiesa? No, tuo fratello Ciro. Manca lui all'appello. Credi nel Signor Gesù. Credi nel Signor Gesù. Alleluia. Abbiamo un Dio grande, lo cantiamo, Dio grande è Dio. Credi tu questo? Sì, io credo che è un giorno, sì, io credo, ma quanti credono che Dio è potente? E oggi, io credo in un Dio grande, alleluia. Se predico dietro a un pulpito e mi sentite gridare, perché io credo. Io griderei ancora più forte, ma griderei nelle piazze. Perché io so chi è il mio Dio. Egli è potente. Fratelli, non elemosiniamo la benedizione di Dio, perché la benedizione di Dio è su di noi, sui nostri figli, sulla generazione, fino alla 1000ª generazione, amen. Dio ha i suoi tempi, conosce i suoi tempi, tutto quello che tu devi fare è quello che io devo fare e che anche domenica scorsa ho detto, noi abbiamo una responsabilità come genitori. Sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo testimoniare.
con la nostra vita testimoniare. Finché sono adolescenti, portiamoli in chiesa, perché verranno un tempo che forse non verranno più a un'età maggiorenne, non vogliono più venire in chiesa. Ecco perché la Bibbia dice: inculca nella testa del fanciullo. Adolescenti, ho una responsabilità davanti a Dio. La mia vita deve testimoniare di Cristo. Perché vedranno se veramente tu hai fatto un'esperienza con il Signore o appartieni a una religione. Noi apparteniamo a Cristo e siamo fiduciosi che anche coloro che non vediamo, i figli dei nostri fratelli che magari non stanno non mettergli una tomba, non metterli in una tomba, non mettergli una pietra sopra, ma togli questa pietra e lascia che il Signore dica: Lazzaro, vieni fuori. Alleluia, alziamoci in piedi, gloria al tuo nome. Alleluia. Signore, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore, perché tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Signore, grazie perché quel Gesù che ha gridato Lazzaro vieni fuori ancora questa mattina è potente da dire su ogni situazione di cui è stata messa una pietra sopra, dove noi abbiamo chiuso, tu possa dire vieni fuori. Alleluia. Desideriamo vedere la tua gloria, Signore, desideriamo testimoniare che tu sei colui che salva, sana, guarisce, libera e battezzi nello Spirito Santo. Grazie per questo culto, grazie per la comunione fraterna. Signore, ti preghiamo per quanti questa mattina non sono stati qui, solo tu sai e conosci la vera realtà della situazione. Ti preghiamo per quanti stanno vacillando nella fede, Signore. Ti preghiamo per quanto si stanno tirando indietro, Signore. E ti preghiamo per gli infermi di questa comunità. Padre, tu sei l'Iddio d'amore. Grazie, Signore, perché sono certo che Gesù sta pregando e intercedendo per ognuno di loro, affinché questi alberi che non stanno portando frutto possano portare frutto alla tua gloria. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen.